Pace e bene, dal santuario di San Leopoldo in Padova trasmettiamo la Santa Messa e affidiamo all'intercessione di San Leopoldo tutte le vostre intenzioni. Iniziamo con il canto Beati quelli che ascoltano la parola di Dio, al numero 71. Beati quelli che ascoltano la parola di Dio e la vivono ogni giorno. La tua parola ha creato l'universo, tutta la terra ci parla di te, Signore. Mostraci il tuo volto, Signore. Beati quelli che ascoltano la parola di Dio e la vivono ogni giorno. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia, la bontà, la misericordia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Abbiamo iniziato questo incontro con il canto Beati quelli che ascoltano la parola del Signore. Un canto che si adatta al Vangelo di oggi. Beati quelli che ascoltano la mia parola e la mettono in pratica. Siamo qui a chiedere di avere tanta fede da affidarci, a lasciarci guidare dalla parola del Signore. Con cuore sincero vogliamo confessare ancora tutte le nostre resistenze, la fatica che facciamo nel fidarci fino in fondo del Signore. Diciamo di credere, certo, ci fidiamo di Lui, certo, siamo qui per Lui, lo vogliamo e desideriamo amarlo, però ci sono ancora tante paure. Vogliamo lasciarci amare dal Signore e che il Signore accresca la fede in noi. Chiediamo perdono. Signore, che vieni a visitare il tuo popolo nella pace, Kyrie eleison. Cristo, che vieni a salvare chi è perduto, Christe eleison. Signore, che hai detto chi ascolta la mia parola troverà la pace, la forza, la solidità nella sua vita. Kyrie eleison. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Risveglia la tua potenza, Signore, e con grande forza vieni in nostro aiuto, perché la tua grazia vinca le resistenze dei nostri peccati e affretti il momento della salvezza. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Isaia.
In quel giorno si canterà questo canto nella terra di Giuda. Abbiamo una città forte, mura e bastioni, egli ha posto a salvezza. Aprite le porte, entri una nazione giusta che si mantiene fedele. La sua volontà è salda, tu le assicurerai la pace. Pace perché in te ha fiducia. Confidate nel Signore sempre, perché il Signore è una roccia eterna, perché Egli ha abbattuto coloro che abitavano in alto, ha rovesciato la città eccelsa, l'ha rovesciata fino a terra, l'ha rasa al suolo. I piedi la calpestano, sono i piedi degli oppressi, i passi dei poveri. Parola di Dio. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Rendete grazie al Signore perché è buono, perché il suo amore è per sempre. È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nell'uomo. È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nei potenti. Apritemi le porte della giustizia, vi entrerò per ringraziare il Signore. È questa la porta del Signore, per essa entrano i giusti. Ti rendo grazie perché mi hai risposto, perché sei stato la mia salvezza. Ti preghiamo, Signore, dona la salvezza. Ti preghiamo, Signore, dona la vittoria. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Vi benediciamo dalla casa del Signore. Il Signore è Dio, Egli ci illumina. Alleluia, 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 alleluia. Cercate il Signore mentre si fa trovare, invocatelo mentre è vicino. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: non chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica sarà simile a un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ma essa non cadde perché era fondata sulla roccia. Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica sarà simile a un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ed essa cadde e la sua rovina fu grande. Parola del Signore. Abbiamo una parola questa mattina che il Signore ci dona, una parola che ci scuote un po', ci scuote, perché facendo una riflessione dopo aver ascoltato questa parola, ecco, ci viene da domandarsi
se veramente noi abbiamo la consapevolezza della bellezza di una parola che dovrebbe sempre essere accolta, vissuta in noi. Tante volte c'è questo senso dell'abitudine che non ci permette di gustare, di affidarci completamente alla parola del Signore. Il senso dell'abitudine. L'abbiamo già ascoltata questa parola, anzi il Signore ci ha detto questo, però io non ho voglia di giocare la mia vita su questa parola del Signore, perché è troppo difficile, è troppo impegnativa, perché io voglio essere lasciato in pace, perché la parola di Dio ti disturba un po', disturba la tua pigrizia, disturba la tua a volte poca voglia di fare, di impegnarti, e allora preferiamo lasciarci andare. Ecco, il Signore ci scuote questa mattina, ci dice: dovete un po' di più credere alla potenza della mia parola, dovete gustarla questa parola, dovete costruire la vostra vita sulla mia parola, perché se voi costruirete la vostra vita sulla mia parola, voi troverete solidità, troverete pace, troverete forza nell'affrontare le tempeste della vita. Soffiarono i venti, avete sentito il Vangelo, soffiarono, cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, sulla tua vita, ma tu hai costruito la tua vita sulla certezza che puoi contare sempre su Dio, sul Signore. Avete sentito nella prima lettura parole bellissime, questo invito in questo tempo di Avvento: confidate nel Signore sempre, non qualche volta, confidate, perché il Signore è una roccia eterna. Il Signore è una roccia, si costruisce la propria casa sulla roccia, non sulla sabbia. Parole belle. Mi viene alla mente un riferimento sulla vita di San Francesco di Assisi, un biografo, Tommaso da Celano, che scriveva sulla vita di Francesco, che l'aveva conosciuto, scriveva che Francesco di Assisi non fu mai un sordo ascoltatore della parola del Signore. Bellissima questa espressione di un biografo su San Francesco. Francesco non fu un sordo ascoltatore della parola del Signore. A volte ci capita di arrivare alla sera e di domandarci: ma alla messa questa mattina che cosa mi ha detto il Signore? Qual è la parola che mi è rimasta nella mente, nel cuore? Ma io oggi ho vissuto, ho cercato, mi sono impegnato di confidare nel Signore, di affidarmi a Lui, di fare spazio alla parola del Signore. Ecco, il Signore ci chiede in questo tempo di Avvento di avere più fede, di fare più spazio all'ascolto della Sua parola. Chiediamo in questa Eucaristia: Signore, fa che io mi innamori della Tua parola, perché è una parola che dà sicurezza nella mia vita. Viviamo in una società liquida dove tutto è fragile, dove tutto si adatta, dove non c'è niente di sicuro, di certo. La parola di Dio è sicura, è certa, è sempre stabile la parola del Signore. Che il Signore ci dia questo cuore aperto.
Pregate perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. A lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Accogli, o Signore, il pane e il vino, dono della tua benevolenza. Concedi che il nostro sacrificio spirituale, compiuto nel tempo, sia per noi pegno della redenzione eterna. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a Te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Egli fu annunziato da tutti i profeti, la Vergine Madre l'attese e lo portò in grembo con ineffabile amore. Giovanni proclamò la sua venuta e lo indicò presente nel mondo. Lo stesso Signore che ci invita a preparare con gioia il suo Natale ci trovi vigilanti nella preghiera, esultanti nella lode, con un ascolto profondo della sua parola. Per questo dono della tua benevolenza, uniti agli angeli, agli arcangeli, ai troni, alle dominazioni, alla moltitudine dei cori celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della tua lode. Santo, Santo, Santo il Signore, Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo, il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione del corpo e il sangue di Cristo,
lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Claudio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, di Oscar, di Maria e di Giuseppe, e nella tua misericordia ricordati di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Leopoldo, tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. In Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Confidate sempre nel Signore. Dio è la roccia. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane, rimetti i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Comunione spirituale. Gesù mio, credo fermamente che sei presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti nella Santa Comunione, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e mi unisco totalmente a te. Non permettere che io mi separi mai più da te. Eterno Padre, per le mani della Vergine Maria, ti offriamo il corpo e il sangue preziosissimo di Gesù Cristo, per il perdono dei nostri peccati, in suffragio dei nostri defunti, per la conversione dei peccatori e per i bisogni della Santa Madre Chiesa. Amen. Credo in te, Signore, credo nel tuo amore.
la tua pace, nella tua vita che fa bella la terra, nella tua luce che rischiara la notte. Credo in te, Signore, credo che tu mi ami, che mi sostieni, che mi doni il perdono, che tu mi guidi per le strade del mondo, che mi darai la tua vita. Preghiamo la partecipazione a questo sacramento che a noi pellegrini sulla terra rivela il senso cristiano della vita. Ci sostenga, o Signore, nel nostro cammino e ci guidi ai beni eterni per Cristo nostro Signore. Vogliamo cogliere questa parola che il Signore ci ha regalato oggi come forza, come carburante per la nostra vita, per questo camminare durante questa giornata con la parola del Signore, che è una parola che ci invita ad affidarci a Lui. Il Signore non vuole parole, bla 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 bla, parole, vuole fatti, vuole che mettiamo in pratica la Sua parola. Grazie Signore per questo dono che ci hai fatto, aiutaci. Dacci la forza di vivere con la tua parola sempre al centro della nostra vita. Invochiamo la benedizione del Signore attraverso l'intercessione di San Leopoldo, perché Leopoldo possa sempre sostenere tanti ammalati, tante persone che ricorrono a lui. San Leopoldo è qui, che prega per noi, prega con noi e ci aiuta ad affidarci sempre al Signore e avere fede. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace. Ave Maria. Ave Maria. Dell'attesa e madre di speranza, donna del sorriso e madre del silenzio, ora pro nobis, donna di frontiera e madre dell'ardore, ora pro nobis, donna del riposo e madre del sentiero, ora pro nobis. Ave Maria. Ave. Ave.
Produciamo da sempre i migliori articoli per i tuoi sogni. Il tupper è parte integrante del nostro letto. Ampia gamma confezionata con materiali di ogni caratteristica. Da Fedars col calore, il tessuto cambia colore. Materassi a molle o schiumati per uso privato, turistico o assistenziale, nelle versioni anallergiche e spoderabili lavabili anche su misura. Guanciali e biancheria, prodotta soprattutto con materiali senza impatto ambientale. Reti ortopediche e motorizzate, ampia scelta di poltrone relax, motorizzate, massaggianti per la mobilità ed il comfort delle persone anziane. Produzioni per roulotte camper. Possibilità di richiedere sopralluogo di un nostro tecnico per consulenza e misure. Pagamenti rateali senza interessi, anche per persone anziane. Produzione e vendita diretta al pubblico. A Legnaro. Avete infissi vecchi, non buttateli, non ci sono le guarnizioni, non c'è la vetrocamera, il freddo entra da tutte le parti, ma c'è la soluzione. Restaurarli di qualsiasi età e condizione, vi assicuriamo altri 50 anni di vita e con la garanzia Zanatta. Guarnizioni a tenuta stagna, vetro isolante a doppia sicurezza, camera con gas e vetro energy, zanzariere e isolamento cassonetti e tutto in giornata. Non buttare i tuoi infissi, restaurali con Zanatta. Zanatta Vetro e Falegnameria Zanatta da più di 40 anni a Montebelluna. Dalla digitalizzazione dell'INPS alle nuove modalità di adesione al fondo credito. Si è parlato di questo all'incontro formativo organizzato da FNP CISL Veneto al Novotel di Mestre. Riflettori puntati non solo sulle criticità legate ai nuovi sistemi digitali, ma anche sulle modalità con cui i cittadini possono reperire le informazioni necessarie per completare le pratiche